Cari telespettatori, eccoci insieme e anche questa settimana e stavolta ci dedichiamo a parlare di qualcosa di estremamente importante ma anche particolare, la disciplina sportiva vista in un'ottica anche psicologica, ovvero per ottenere delle performance importanti dal punto di vista atletico. Abbiamo visto grandi risultati conseguiti da atleti a livello internazionale e mondiale, ma anche dai nostri atleti giovani o meno giovani. Occorre che anche ci sia una profonda collaborazione da parte dello spirito, della mente, della psiche della persona, grande concentrazione, tenacia, caparbietà, insomma raggiungere un obiettivo lo si fa principalmente con la testa e poi il fisico viene da sé. Quindi ci sono i preparatori atletici, ci sono vari specialisti, ma ci sono anche gli psicologi dello sport. Per parlare di questo abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio la dottoressa Francesca Stecchi, grazie di essere qui con noi dottoressa, grazie a voi. Che è psicologa clinica e dello sport, membro della consulta della psicologia dello sport e del benessere, ordine delle psicologhe e degli psicologi del Veneto. Allora, è qui con noi proprio per raccontarci che importanza ha la figura dello psicologo dello sport, che ruolo svolge non solo in attività agonistiche di altissimo livello, ma anche quello incuriosisce magari i nostri telespettatori, ma anche nelle preparazioni agonistiche a livelli diversi o di risultati performanti sia di squadra che individuali. Però quando io leggo membro della consulta della psicologia dello sport, non sapevo neanche che ci fosse una consulta specifica. Che cos'è? Allora, la consulta di psicologia dello sport dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto nasce circa un anno fa per promuovere il valore della nostra professione, della performance della psicologia dello sport. E perché è importante? Perché, come abbiamo visto anche ieri, prendo uno spunto sportivo recente che è il torneo di Wimbledon. È importante vedere come anche atleti di grandissimo livello, se non hanno un'ottima preparazione mentale, fanno difficoltà ad avere una buona performance. Quindi di cosa si occupa alla fine la psicologia dello sport? Si occupa di spiegare scientificamente come certi aspetti psicologici possono influenzare sulla performance, ma anche come l'esercizio fisico può andare a sviluppare certe caratteristiche psicologiche di chi pratica sport. Quindi è estremamente importante la nostra figura, perché è una figura che accompagna l'atleta. Io dico sempre non cura, ma si prende cura dell'atleta. È bello questo discorso, si prende cura. Però quindi nata nel tempo, più si è evoluta anche la disciplina, le dinamiche sportive, questa esigenza di avere delle figure specialistiche, perché immagino che voi vi prepariate proprio in modo specifico anche a questo tipo di percorso con l'atleta, no? Con gli atleti. Sì, allora lo psicologo dello sport è intanto uno psicologo che ha fatto i suoi 5 anni di formazione, ha fatto il tirocinio, si è laureato e si è abilitato. Dopodiché, da codice deontologico noi dobbiamo formarci. Quindi lo psicologo dello sport è uno psicologo che ha fatto un master, almeno un master di psicologia dello sport di durata annuale. Questo perché? Perché non siamo clinici in campo, dobbiamo aiutare l'atleta a sviluppare delle abilità mentali, come per esempio la gestione delle emozioni, la gestione dell'attivazione in una gara, perché se si è troppo iperecitati si rischia di fare una cattiva performance, la gestione dell'ansia da competizione, la gestione della respirazione. Quindi ci sono tante abilità e tante skill, diciamo, competenze psicologiche che vanno allenate, ecco, diciamo così. La preparazione mentale deve andare a pari passo con la preparazione fisica, tecnica e tattica. Molti pensano che scendere in campo significa allenarsi, no? 4-5 volte a settimana, fare il proprio bel allenamento con l'istruttore, fare un po' di preparazione fisica, però ricordiamo che in campo si scende con la mente. Abbiamo visto anche ieri e l'altro ieri le finali di Wimbledon, sia femminile che maschile, che cosa è successo. Quindi la sconfitta di Ons Jabeur, che era l'atleta data come vincente, diciamo così. Quindi che cosa è successo? Una pressione
importante, dovuta anche a una sconfitta subita anche l'anno scorso, sempre nello stesso torneo, ma anche la pressione anche del popolo, perché diciamo che questa è una tennista che è la prima tennista marocchina che ha avuto delle performance così importanti, e dall'altra Alcaraz che dopo un primo set andato male, invece contro un mostro del tennis, perché parliamo di uno dei più grandi tennisti che ci sono e che ci saranno sicuramente nella storia, come è venuto fuori anche da magari una pressione, no? Come faccio io a superare una gara davanti a un campione così importante? Quindi qua parliamo di un tennista di 20 anni, per cui quanto è importante allenare la mente, anche per i tennisti, scusi, adesso stiamo parlando di tennis, per gli atleti di alto livello. Ecco, infatti magari queste competizioni, perché sono le più recenti, però ce ne sono continuamente in atto, lei riesce a vederle dietro le quinte, no? Ad analizzarle, anche a dire qui forse è mancato qualcosa, sarebbe stato necessario, come fanno gli atleti, no? In certe dinamiche sportive che notano subito il particolare. Anche per voi è così? Sì, diciamo anche che il tennis è uno sport dove io sono anche molto preparata, perché lavoro anche per la Federazione Italiana Tennis come preparatore mentale. Quindi è uno sport che seguo già proprio... Ecco perché sa tutto. Sì. Per cui sì, riusciamo con l'esperienza a dare un po' una visione di quello che può essere successo. Ma che cosa, ecco, visto che è anche esperta nel tennis, che è uno sport che io proprio non seguo, però so l'importanza che ha appunto e il coinvolgimento, come tante altre discipline, a livello individuale, più ancora che a livello anche di squadra, dove ci sono dinamiche diverse. Come dovrebbe intervenire uno psicologo dello sport? Quindi che responsabilità ha effettivamente? E anche lì, per togliere la carica d'ansia che grava su una persona, l'aspettativa, tutti percepiscono, no? L'aspettativa che ti sta intorno, o la sconfitta subita su quel campo, è un ritorno, no? che ti incombe. Come si può fare? Cioè, cosa deve fare un professionista? Una domanda complessa, e cercherò di essere chiara. Allora, innanzitutto mi preme dire che noi lavoriamo sul benessere della persona, quindi non solo sull'obiettivo del risultato, ma sul processo che porta l'atleta a quel risultato. Parlando del tennis è un discorso molto complesso. Guardi, le porto un dato. Degli studi sperimentali hanno evidenziato che, pensi, nel tennis la parte tecnica, tattica e fisica ha un impatto del 15%, mentre la parte mentale dell'85%. Cosa? Solo 15% l'aspetto Solo fisico? 15%, perché dal momento stesso hanno praticamente... hanno fatto appunto questi studi scientifici cronometrando anche il tempo di gioco. Il tempo di gioco parte dal momento stesso in cui la palla tocca la racchetta, quindi da quando c'è la battuta, ok? Ma nessuno sa che il tennista, adesso prendo questo esempio come sport, ho visto Wimbledon, che il tennista deve avere un'ottima preparazione su come gestire le pause. Quindi quei 30 secondi prima della battuta, oppure quando ci sono i 90 secondi prima del cambio campo. Quindi come prepari l'atleta a gestire le pause? Che dialogo ha l'atleta con se stesso? È un dialogo disfunzionale o funzionale? Quindi è un dialogo dove l'atleta si autosabotta, quindi sono stupido, ho fatto male, sbaglio sempre. E poi c'è anche l'importanza di non focalizzarsi solo sull'errore, quindi se io mando un colpo a rete e continuo a pensare a quell'errore, cosa fa il nostro cervello? Si focalizza su quello, perché fondamentalmente il nostro cervello lavora per immagini. Quindi che lavoro dobbiamo fare noi per distogliere l'atleta dall'errore, focalizzarsi solo sul qui ed ora, quindi sul momento presente? È un lavoro complesso e importante che va innanzitutto parte dalla consapevolezza di se stessi, quindi più l'atleta è consapevole delle proprie emozioni, di quello che sta succedendo dentro il proprio corpo, più sa gestirle.
Infatti questo è molto importante. Leggo un messaggio che è arrivato prima, vediamo se dalla regia me lo possono rimettere in onda, che i nostri telespettatori peraltro ci scrivono. Pratico gare di Ironman da anni e vi assicuro che il supporto psicologico e mentale è assolutamente essenziale, scrive Marco. Tra l'altro qui stiamo parlando di alti livelli di performance, di disciplina sportiva molto difficile. L'Ironman è una disciplina, penso, tra le più forse la più faticosa, perché hai quasi 4 chilometri di nuoto, dopodiché ci sono sui 120 mi pare chilometri in bicicletta e poi c'è una maratona di 42 chilometri, quindi è una gara che gestisci ok fisicamente, ma se non ci sei con la testa anche il fisico poi dopo crolla, quindi come mi preparo? Infatti come si fa? Cioè, ma anche durante questi, a parte gli allenamenti, ma durante la competizione, perché poi parlando di allenamenti dicono tutti sono più duri gli allenamenti che non la competizione in sé per sé, ma la mente dove deve andare? Com'è, su focus su che cosa? Perché tante volte uno incomincia a spaziare con la testa e è lì che perde, no? La prestazione, l'efficacia della prestazione. La mente deve essere sul qui ed ora, sul presente. Sul presente, sì, questo è molto importante. Sul presente, infatti ci sono anche degli esercizi di mindfulness che facciamo con gli atleti. Che vuol dire mindfulness? È una pratica di rilassamento che aiuta a concentrarci sul presente e togliere i pensieri intrusivi, quindi quei pensieri che possono entrare nella nostra mente e ci deconcentrano da quello che stiamo facendo in quel momento. Per esempio, se faccio un Ironman e sono a 1 chilometro di nuoto e inizio a pensare, oddio, adesso dopo devo fare 200 chilometri in bicicletta e dopo devo correre, non ce la fai, perché sale comunque ansia, sale comunque che non stai pensando a quello che stai facendo. Invece devi pensare a quello che stai facendo in quel momento. Devi pensare bracciata per bracciata. Momento per momento, cioè passo dopo passo, dopo passo, qui ed ora, sempre sul presente, perché altrimenti può esserci un aumento dell'ansia da prestazione, quindi oddio come faccio, come la finisco questa gara, come la vinco una gara se non è facile, no? L'ansia da prestazione e l'ansia in generale può essere preclusivo anche per molti giovani e anche promettenti atleti per ottenere e quindi entrare nelle competizioni di livello e partecipare a queste gare? E questa è la domanda che le faccio. Andiamo in pubblicità così dopo i nostri telespettatori ci ritrovano con questa domanda e ci vediamo tra pochi secondi.